Un pensionato, un operaio e un insegnante di danza sono finiti nel mirino della polizia postale, che ha arrestato un veneziano di 66 anni residente in centro storico ai domiciliari e un vicentino di 49 residente in provincia di Vicenza nell'ambito dell'operazione Luce contro le tenebre, che ha smascherato una rete pedopornografica. Indagato un bresciano. Una indagine che è durata mesi, che ha impegnato i ragazzi della prima squadra del centro di Venezia e della sezione operativa di Vicenza e di Verona, impegnati per parecchi mesi. Questi mesi sono stati utilizzati per risalire alle tracce digitali di questi tre soggetti che albergavano in ambienti, appunto, comunità di pedopornografi dedite allo scambio di materiale pedopornografico. Due di questi tre soggetti, ovviamente, una volta perquisiti, sono stati trovati un numero ingente, 500 file circa per ogni soggetto, di file pedopornografici di minori anche impegnati in atti sessuali di tenerissima età. L'attività investigativa del COSCA ha permesso di individuare i responsabili appartenenti ai diversi contesti sociali e professionali attraverso circuiti telematici dedicati allo scambio illecito di contenuti legati allo sfruttamento sessuale minorile, prendendo avvio dal monitoraggio della rete e dall'analisi delle tracce digitali lasciate dagli utenti durante la navigazione e le attività di condivisione online. Questo attraverso ovviamente anche la cooperazione internazionale, che ha condiviso delle informazioni relative alle connessioni. Noi siamo particolarmente abili, diciamo così, a risalire dalle connessioni ai soggetti. Durante le perquisizioni, 2 degli indagati sono stati arrestati in flagranza di reato. Una di queste due stava, nel momento in cui è stata eseguita la perquisizione, appunto ancora scaricando il materiale, ecco, con altri soggetti presenti in rete. La persona residente a Brescia, invece, al momento della perquisizione non era in possesso di materiale illecito ed è stato denunciato. Sequestrati inoltre numerosi dispositivi informatici, computer, smartphone, supporti di archiviazione digitale e account telematici con centinaia di immagini e video pedopornografici. Sarà sottoposto ad approfondite analisi forensi da parte degli specialisti della Polizia Postale, al fine di verificare eventuali collegamenti con altre persone coinvolte e identificare possibili reti di condivisione più ampie, sia sul territorio nazionale che in ambito internazionale.